trovare dei giovani che si interessano alla tradizione, alla cultura, alla canzone classica napoletana è difficilissimo. Purtroppo sì. Ci hai portato questo stupendo lavoro che hai fatto, chiaramente lo vedranno anche le persone a casa, ed è un lavoro, un film documentario di 50 minuti dedicati a Mario Abbate. Ma com'è che il nipote, scusami, perché cioè, la domanda, come diceva, nasce spontanea, Sì. cioè com'è che il nipote di Mario Trevi sente il bisogno di fare un docufilm su Mario Abbate? Allora, innanzitutto, salve a tutti, è un piacere ritornare su Edoardo TV. Rispondo alla domanda. In pratica io quell'epoca me la sento vicina, perché tutti questi personaggi li vedo nelle fotografie del nonno da giovane, quindi sono un po', me li sento un po' come tutti i parenti, tutti i zii. Poi Mario Abbate ha una particolarità proprio con il nonno, perché ha diviso indifferentemente al Festival di Napoli del 63, E non è poco. quindi è l'altro papà di questa grande canzone che dopo 50 anni si canta ancora. No, la cosa Poi che io a questi artisti voglio bene proprio, perché proprio la mia generazione ha bisogno di conoscere questi artisti. Sento proprio il bisogno di far conoscere questi personaggi alla mia generazione, perché la generazione che mi ha preceduto no, in una maniera o nell'altra sì. L'hanno vissuta pure. Quindi Senti, la cosa molto no, singolare, ma comunque molto bella che tu hai fatto in questo docufilm è l'aver alternato il modo di cantare di tuo nonno Mario Trevi e il modo di cantare di Mario Abbate. E lì possiamo proprio vedere la differenza nel modo di accarezzare le note. Sì, là è, in questo caso è Lacrima, una canzone che presentarono insieme al Festival di Napoli del 68, di Salvatore Palumba e di Edoardo Alfieri. Infatti c'è anche un piccolo intervento del maestro Palumba, Sì. Del poeta Salvatore Palumba. Anzi, cogliamo l'occasione per invitare il poeta quando vuole venire, perché il poeta, il Bate, è sempre chiaramente ben accetto. Ho il piacere di conoscere, ho avuto modo e il piacere di stare qualche pomeriggio insieme al maestro. Allora, cosa dire? È stata questa particolarità di vedere, perché il nonno era la nuova generazione, quindi anche il ritmo si sente nell'arrangiamento che va più verso il moderno ovviamente del 68, sempre di 50 anni fa. C'era questa alternanza, che poi è la stessa sfumatura che ci sta per Indifferentemente, come spiega anche Massimo Abbate nel suo intervento. C'è questa doppia fusione tra quella confidenziale e quella là vigorosa del nonno. Quella lì più sanguigna, passionale, e quella lì invece poetica. Del maestro Abbate. Senti, ma questa è una cosa, a mio avviso, molto importante, perché è il modo di poter vedere come uno stesso pezzo musicale può essere seguito. Io per esempio, insomma, sono un appassionato anche di musica classica, per cui ho avuto la possibilità di poter sentire la 1812 di Tchaikovsky, fatta da von Karajan e poi fatta da Riccardo Muti. E devo dire che quella che mi è piaciuta di più è stata quella di von Karajan, perché era molto più vigorosa, molto più passionale, molto. Forse anche perché comunque quella che aveva fatto Riccardo Muti era un po' agli inizi. E quindi questa è una cosa che secondo me è molto importante, perché i giovani possono capire poi man mano e possono ricostruire i passi che ha fatto la canzone napoletana, no? Perché Indifferentemente è stato un successo mondiale, è stata cantata in tutto il mondo, continua ad essere cantata in tutto il mondo, però
Adesso non è che voglio fare, sai, però insomma è più la versione quella lì che fece tuo nonno, che Vabbè, è molto più passionale, do molto la più... stessa importanza. No, ma io non no. voglio sminuire No. niente, non è perché è per parlare proprio della canzone napoletana che ad un certo punto incomincia ad andare verso dei ritmi e verso lascia un po' quello che è lo stato poetico, come dice Massimo Abbate, intimistico, e va verso, diciamo, l'esplosione, un po' della passionalità. Sì, della passionalità. Senti, ma tu che... perché mo questa domanda io te la devo fare, insomma, e mi fa pure piacere fartela, perché ho visto che chiaramente tu hai approfondito varie cose, soprattutto in questo docufilm, ma sostanzialmente ti sei fatto un'idea reale? Perché poi, cioè, quando si sente parlare l'artista, si sa, no? L'artista è sempre, voglio dire, artista. No, con questo non è che voglio denigrare l'artista, No, però l'artista è sempre artista, insomma. Ma tu ti sei fatto poi un'idea tua personale del perché poi fondamentalmente non si è più fatto il Festival della Canzone Napoletana? Allora, purtroppo... Indipendentemente da tutte le voci che sono girate, insomma. Ma con sangue si ammazza che non si sputa, però in questo caso ho un po' di dolore a dire questa mia opinione. Noi non abbiamo... Ma io te la dovevo fare. Non abbiamo la facoltà di essere uniti come sono gli artisti del nord. In Napoli c'è sempre stata questa sorta di rivalità, come ho visto, per carità, non è un'opinione, ci sono degli aneddoti addirittura su Bovio, Tagliaferri, Muro Lo Padre e via discorrendo. Non abbiamo avuto come dire, possiamo usare un termine un po' particolare, la cazzimma di sì, essere... Noi molte volte abbiamo cazzimma, ma... Poi fondamentalmente non viene usata quando deve essere usata, viene Esatto, usata forse in maniere, in modi e in tempi diversi. E ci autodistruggiamo alcune cose, e questo mi fa male perché... cogliendo anche questo tema qua, la mia generazione non sapeva proprio che esistito Festival di Napoli, non rendendosi conto che era la sorella di Sanremo, cioè noi avevamo forse anche la mamma di Sanremo. Sì, parlando del 32, quando Tagliaferri e Muro lo portarono la canzone napoletana a Sanremo, sì, perché se vogliamo la canzone italiana fino agli anni 50 era quella napoletana. No, ma ti dirò di più, cioè voglio dire, secondo me la canzone italiana, la vera canzone italiana è nata con Battisti, con Mogol, quindi insomma, stiamo con queste parlando persone dei qua. cantautori Già nel 60-70 sì. è cominciata la canzone italiana, però fino agli anni 60-70 si cantava solo Napoli. No, quando girava nel mondo la firma di Verdi, di Puccini, contemporaneamente c'era quella di Bovio, quella certo, di Tagliaferri, certo. di Capua, di Capurro, Certo. cioè, solo mie. No, È non naturale, c'è bisogno. è naturale. Però abbiamo perso questa... Non sappiamo più chi siamo. Ci siamo scordati chi siamo. Certo. Ma quello è stato un lavoro di spersonalizzazione fatto ad arte, perché comunque dovevamo essere spersonalizzati. Sì, però anche le nostre istituzioni non si rendono conto che dobbiamo riprendere la nostra identità. Noi abbiamo un po' questa esterofilia che se non viene da fuori una cosa è come se non tenesse valore, invece Tu non ti ricordi, però chi è, insomma, che ha qualche anno in più si ricorda perfettamente che tutto quello che veniva registrato negli anni 70, anche negli anni 80, era proprio tacciato di provincialismo, cioè tutto quello che veniva registrato appunto da questa generazione di cantanti erano tutti considerati dei cantanti provinciali.
che poi è stata data prova, no? Che anche con Indifferentemente, che è una delle ultime canzoni napoletane, ha avuto un successo planetario, cioè, non è rimasta una canzone se vogliamo regionale. Se vogliamo proprio dell'intero Festival di Napoli, sono due le canzoni che sono sopravvissute. Ci sono anche altre, perché sono più di 300 le canzoni presentate là, però Indifferentemente e Tu sei una cosa grande sono canzoni che le ritroviamo in più repertori, anche di artisti che sono lontani dalla canzone napoletana. Io credo che quella proprio è la prova di quando una canzone napoletana diventa classica, cioè quando entra nel repertorio di un artista che non tiene proprio niente a che vedere. Sì, Che Indifferentemente è stata incisa da Mina, certo. Carmela è stata incisa da Mina, addirittura Sinatra ha cantato Indifferentemente, quindi è stata tradotta in varie lingue. Questa è la penna universale, certo, che va avanti. È la metrica giusta per farci capire che cosa significa essere napoletani e che cosa significa amare la canzone napoletana, cosa che chiaramente è andata un po' ha bisogno di tanto aiuto in questo momento, ha bisogno di un punto di riferimento, di un teatro stabile dove si deve fare la canzone classica napoletana, come si fa il fado in Portogallo, oppure il tango in Spagna. Cioè, se tu vai in Spagna e ti portano a vedere la corrida, ti portano a vedere il tango, perché il turista non deve ascoltare la canzone classica napoletana cantata a casa fa? Certo, è chiaro. Perché molte volte ci sono delle mistificazioni. Soprattutto, senti, io ho visto anche che e la cosa mi fa molto piacere, anche se io comunque già la sapevo, perché mi pare che questo è il secondo e il terzo anno che Massimo Abbate comunque sta organizzando il Festival della canzone napoletana, diciamo, sono dedicato alle nuove generazioni. È una grandissima impresa, perché mi rendo conto che Napoli purtroppo ti ostacola delle volte, proprio ritornando a quel mio giudizio, per carità, poi non chi lo fa magari sminuire sempre la cosa, il campanilismo di Viviani che è sempre attuale dopo 60 anni. E Massimo con questa manifestazione Festival di Napoli New Generation sta imboccando questa strada, addirittura coinvolgendo Mogol. Ma questa è una cosa, è un'iniziativa interessante, molto importante. Chiaramente noi non possiamo fare altro che fare tantissimi auguri. Tantissimi auguri, e vorrei anche ringraziare Massimo, come tutta la famiglia Abbate. Massimo perché tutti e tre fratelli praticamente. Sì, allora io ho avuto il piacere di conoscere Mario Abbate Junior, che poi è un po' è la voce di questo documentario, lo conosco ormai da 10 anni. Ho avuto modo di conoscerlo su Facebook, quindi Facebook fa anche delle cose buone se usate in maniera intelligente e non per le cose così, e questa è un'amicizia che si è portata avanti nel tempo, come per gli Abbate anche per le figlie di Bruni, per Bruna e Adriana, diciamo un po' gli eredi devono avere anche il compito di portare avanti un discorso, che se non lo fanno loro ho il timore che non lo fanno gli altri, quindi spero che questa deve essere l'intelligenza nostra, cioè che le generazioni che sono venute dopo devono avere il compito di portare avanti un discorso che i nostri predecessori, le nostre opere d'arte viventi in famiglia un po' si sono lasciate scappare. Certo, sono d'accordissimo. Senti, ma oltre a quello che è stato l'intervista che hai fatto
questo docufilm che è andato, poi c'è anche qualche contributo che ti riguarda più da vicino, no? O meglio, sono due i contributi che ti riguardano più da vicino. Sì. Uno è quello di tuo nonno che vediamo adesso. Parlare di Mario Abate, ma Mario Abate è stato il più grande amico mio, grande uomo, grande artista, grande cantante, tanto che abbiamo cantato delle belle canzoni insieme anche ai festival di Napoli. La prima è stata Lacrime di Palomba e di Alfieri. Siamo stati sfortunati perché non è entrato in finale, ma ci siamo rifatti con indifferentemente che abbiamo vinto il secondo premio. Per la verità vinse Yan Mia con Claudio Villa e Maria Paris, però il pubblico decise che questa qui doveva essere la canzone del primo premio, tanto che è diventato un classico mondiale, che la cantano ancora tutto il mondo, tutti. Perciò noi diciamo grazie a Mazzocco che l'ha scritta, grazie a Martucci e grazie all'edizione Canzonette che ebbe fiducia in me e Maria Abate nell'affidarci questa bella canzone. Perciò tutti quelli che si interessano della canzone napoletana, noi li ringraziamo e diciamo sempre viva Napoli, viva le belle canzoni e viva il popolo napolitano. E a te Mario un bello bacio. Ciao! Mi allego alle parole del nonno, che il nonno era tanto legato a Mario Abate, infatti hanno diviso momenti soprattutto privati. Quindi è per questo che, diciamo, anche se non ho vissuto determinati momenti, mi sento... Rino Abate mi disse: tu sei il 10° figlio di Mario Abate, quindi io lo ringrazio pubblicamente. È questo legame di sangue che supera le generazioni. Però scusami, perché visto che adesso hai detto sta cosa, vorrei far vedere anche il contributo. Sì, questo è un contributo di Mario che ringrazio perché era inaspettato. Vediamolo perché anche questo è molto interessante, va bene? Niente, io ringrazio, posso fare il suo nome? Penso di sì. Allora io ringrazio Salvatore Architrao per questa idea. Salvatore lo conosco ormai siamo vecchi amici. Lo ritengo un uomo innamorato della canzone napoletana, anche perché è il nipote di Mario Trevi, e quindi ce l'ha proprio nel sangue e ha la capacità di capire chi canta e chi interpreta. È un cultore e quindi tutto quello che lui fa lo fa bene, lo fa con molta forza e soprattutto è molto scrupoloso su tutte le cose. Quindi sicuramente in questa intervista troverete qualche taglio, che se a lui non piace qualcosa lo taglia. Che dire, voglio dire. Però devo dirti questo, che per la verità questa è una cosa che ti ho detto già prima di incominciare. Le telecamere erano spente, però non ho nessun problema a dirlo anche a telecamere accese. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo, sei stato veramente bravo e l'hai reso molto dinamico, nonostante chiaramente capisco perfettamente la difficoltà che avere una persona che parla e che ti fa la storia, insomma, se non fai una ricerca di immagini, una ricerca come l'hai fatta, sarebbe stato diversamente. Forse c'è un qualcosa che non è stato detto, perché parlare dell'intera carriera di Mario Abate è un po' difficile. Infatti non si è parlato del Festival di Sanremo, del Un disco per l'estate, del Cantagiro, di queste altre manifestazioni dove ha partecipato Mario Abate. Ci siamo concentrati di più sul ma il taglio, questo è quello che volevo dire, il taglio a mio avviso è ottimo, perché vi siete, altrimenti sarebbe stato probabilmente dispersivo, vi siete concentrati su quello che sostanzialmente poi interessa particolarmente al pubblico napoletano, cioè la canzone napoletana, Mario Abate, uno dei grandi della canzone napoletana, con tuo nonno Mario Trevi, con Sergio Bruni. Sono tantissime pagine di quel grande libro che è stato scritto nella prima metà e anche per tutto il Novecento.
quindi è stato per me un grande piacere poter realizzare questo documentario su questo grande personaggio che... No, ma guarda che ci realizzi a breve, qualche altra cosa. Ho qualche idea, però spero di riuscire, perché si devono combinare tante cose. Spero di riuscirci. Voglio dedicare qualche altra cosa, qualche altro protagonista. Però speriamo di vederti anche in video, perché in questo docufilm, insomma, tu scompari, sparisci, non ci sei io proprio. non ho l'abitudine. E questa guarda, è una cosa molto, 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 molto apprezzabile, perché molte persone fanno le cose per apparire loro, invece tu hai fatto una cosa... questo, ho guarda, l'abitudine di stare dietro alla telecamera. non capita già questo spesso. è un qualcosa in più, però non... No, è un qualcosa in più perché merita assolutamente e meriti assolutamente Grazie. sì, perché voglio dire è filosofia di Edoardo quello di rendere merito alle persone, e quindi tu in questo caso veramente hai fatto un bel lavoro, e noi... Io ringrazio te per il giudizio e anche per chi mi ha permesso di realizzare questa piccola avventura, cioè Mario Abate Junior, Rino Abate, Massimo Abate, tutta la famiglia Abate, che mi ha dato la possibilità anche di utilizzare determinate immagini, e poi mi ha dato anche il permesso di poter iniziare e pubblicare questo progetto, perché io prima giustamente di renderlo pubblico qua c'è stata una sorta di esame, di esame certamente, certamente. Con Mario e con Rino, quindi ho avuto l'ok e sono tanto felice. E noi di questo siamo assolutamente contenti, anzi vogliamo ringraziare noi anche come Edoardo, la famiglia Abate, che ha dato la possibilità a lui di poter realizzare questo docufilm sul padre, e come dire, anche la possibilità di potercelo cedere per la messa in onda, che andrà quanto prima. Okay. Vabbè, senti, un'ultima cosa sì. in chiusura. Salvatore Architravo, ma come fa Salvatore Architravo, così giovane, a sapere tutto? Allora, innanzitutto fortuna, perché la fortuna dell'amore, amore per i nonni e amore per il nonno Mario. Tutto è iniziato ovviamente da Mario Trevi, quindi io devo dire la verità, ho iniziato questo percorso dal 2007, sono una decina d'anni che mi sto documentando su questo mondo, e ovviamente studio la carriera del nonno dal 59 ad oggi, anzi il nonno l'anno prossimo fa 60 anni dalla prima incisione del primo 78 giri. È uno dei pochi artisti ancora in attività, sì, che ha inciso su tutti i supporti magnetici, sì, dal 78 giri al digitale. È uno dei pochi. Vabbè, noi gli auguriamo di incidere anche su quelli che usciranno in futuro, perché sicuramente ne usciranno tantissimi altri. E quindi io, partendo dalla carriera di nonno, ho avuto modo di scoprire tanti personaggi che lui ha conosciuto. Anche perché poi, diciamo, la storia ce l'ha in casa, quindi come no, anche se io non sono tanto io mi metto un poco scuorno di chiedere alcune cose al nonno, perché mi piace documentarmi. Quello che non c'è scritto sui libri, certo. sono gli aneddoti personali, che poi quelli sono il sale, sono la cosa più simpatica. Sì. Infatti ci sono tanti aneddoti non detti anche nei vari rapporti tra Abate, Bruni, il nonno, Gallo. Sono quelle poesie che... Ma comunque io vedo che poi comunque esce fuori, perché
perché c'era una sana competizione, no? Sì, Non era sì. una competizione dovuta ad un, come dicevamo prima, a campanilismo di Viviani, era una sana competizione, almeno questo significa che probabilmente quando si è ad un certo livello la competizione... All'epoca c'erano proprio le squadre, c'erano i bruniani, gli abatiani, si pigliavano proprio ammazzate, letteralmente, quindi Erano c'era una passione. delle correnti di pensiero. Sì, insomma, sì. quindi- Questo però fa capire come era sentita sì, era radicata, effettivamente, sì. l'arte tra il pubblico napoletano. Infatti, Sì. il nonno dice oggi il pubblico è educato. Prima se non cantavi bene succedeva di tutto e di più durante le Però feste di piazza. non si capisce se sono d'accordo il pubblico è educato oppure il pubblico è di bocca buona, cioè nel senso che magari Educato nel senso che non... si sono abbassati un po' i livelli e quindi non... Il pubblico ha sempre ragione, per carità, però molte volte non ha tanto buono. Vabbè, noi abbiamo quella stupenda immagine del film di Operazione San Gennaro che ti fa capire effettivamente come era seguito. Quelli sono i documenti che sono arrivati a noi, quella è verità alla fine, era una manifestazione che riusciva a coinvolgere tutte le classi sociali, se vogliamo, Certo, quindi certo. non c'era in quel momento non c'era differenza tra il banchiere, Forse era un po' l'ortolano. come lo sport adesso. Sì, ma adesso ci sono anche delle correnti un po' esterofile, con tutto che sono napolitane. Vanno dietro a delle squadre che odiano Napoli, però vabbè, sono varie. Non mi piace tanto lo sport, preferisco l'arte. Per carità, poi mi rendo conto il Napoli qua, l'importanza culturale che ha. Però stanno certi cose, ma pensare un po' che cose più razionali, più Le cose che ci ma portano poco da dentro. fare, capito? No. Dobbiamo, perché sta diventando un po' l'oppio dei popoli. E allora facciamo una cosa, visto che adesso stai il pensiero, come dire, l'architravo pensiero, quella è la telecamera in Questa chiusura, qua? sì, l'architravo Pensiero, Salvatore, il nostro Salvatore. Il gelo in tempo. Cosa dire? Io spero di vedere, forse quando faccio tutti i capelli bianchi, però spero di riuscire a vedere che determinate cose di questa città abbiano la giusta riconoscenza. Questo è il mio augurio che faccio a me e alla mia generazione, sperando che viene, ecco. Però il presentimento che ha da essere la mia generazione è incominciare un po' a lavorarci su, perché quella là di prima Sono d'accordo. è un po' pigra, però Sono d'accordo. vediamo che riusciamo Diciamo a che quella là di prima si è lasciata un po', come dire, distrarre da altre cose. Invece vabbè, questa qua potrebbe tranquillamente concentrarsi e potrebbe riportare in auge quello che è il Festival della canzone napoletana. Spero, io non solo il festival, ma il museo di della canzone napoletana, il teatro, è un nostro patrimonio, non può andare perduto. Vabbè, Non l'archivio sa- storico della canzone napoletana che stava per essere portato a Milano, quindi voglio dire, cioè, insomma... E tanto ci siamo ricordati che esisteva. Questo è il problema di questo popolo. Vabbè, lasciamo queste cose qua. Viva la musica! Salvatore, grazie per essere venuto, grazie per aver pensato a noi di Edoardo per questo tuo docufilm e sicuramente noi faremo in modo che sarà visto da tantissime persone. Sono io che ringrazio te e tipo Edoardo per il grande lavoro che fate. Vi auguro veramente che ad essere riconosciuto pure voi. Speriamo. Grazie, buona serata, arrivederci. Arrivederci.